Ma guardate, noi ci confrontiamo con un centro-sinistra tradizionale, con un centro-destra al momento un po' disgregato. Il fatto che noi ci siamo candidati a sindaco con Scelta Civica assieme a un gruppo importante di amici sta a significare che probabilmente esiste in città una domanda di innovazione. Io sono convinto di una cosa: i vecchi partiti, i vecchi apparati, le vecchie lobby sostanzialmente hanno perduto quella capacità di dialogo e confronto con la società padovana. Rispondono ad interessi precisi, ma molto tradizionali. Io credo che Padova sia attraversata oggi da una domanda di mutamento. Padova ha bisogno di volare alto. È stata una città a luce e ombre nell'ultima amministrazione, ma questa città ha bisogno di ritrovare una sua dimensione europea, che vuol dire ripensare il centro storico, ripensare le periferie, ripensare la proiezione internazionale nella cultura, garantire la sicurezza nei quartieri periferici, ma anche nel centro storico, riqualificare l'arredo urbano, governare che cosa? Delle presenze maggiori, come dire, noi dobbiamo avere il coraggio di portare un grande turismo culturale a Padova, perché la città ha bisogno di un nuovo indotto, di una nuova economia della cultura. Ma io credo che le elezioni amministrative siano innanzitutto delle elezioni proporzionali. Anch'io auspico che cosa? La convergenza, una semplificazione del quadro politico. Anche a me piacerebbe due grandi schieramenti che si confrontano, però c'è un però. Se i due grandi schieramenti sono restii a recepire l'innovazione, credo che sia giusto che al di fuori di questi tradizionali schieramenti politici nasca una nuova domanda, dei nuovi leader. La città ha bisogno di leadership diverse, plurime, plurali. Ecco, io credo che noi stiamo facendo un grande lavoro, mettiamo a disposizione di Padova delle nuove leadership. Sarà poi compito dei padovani valutare se queste leadership sono credibili o meno rispetto agli obiettivi che ci siamo prefigurati. Insomma, Padova si merita di meglio.